Amici di Sportifili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani e Castellammare Unitas Sciacca, giornata numero 17 del girone A di eccellenza siciliana. Squadra in campo con il Castellammare in maglia azzurra, il 3-5-2 di Gianluca Cardinale con Di Paola in porta. In difesa da destra verso sinistra Cagnozzo, Adamo e Caronia. A centrocampo Ribaudo, Musso, Terranova, Messina e Frisella. In attacco Va e Guaiana, a disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Lobosco, Pizzolato, Sorrentino, Piazza, Oliveri, Amato, Lopez e Milana. Risponde l'Unitas Sciacca in tenuta nero-verde con il 3-4-3 di Angelo Galfano. Dovrebbe essere così anche se dobbiamo avere più certezze durante la partita. Cheba in porta, Yamè, Di Mercurio e Caternicchia in difesa, Graci, Licata, Sinacori e Ricciulli. A centrocampo Margaritini, Cari e Camara. In attacco, a disposizione in panchina Tulone per la porta, poi Triolo, Aldo Genco, Rotolo, Mistretta, Galfano, Nicoletti, Erbini e Fricano. Prima di iniziare, un minuto di silenzio. Tutti stanno morendo. Tra pochissimo il calcio d'inizio di questa partita, uno dei due anticipi di questa giornata di campionato. Infatti alle 14:30 iniziata Parma Val San Vitolo Capo, risultato ancora sullo 0-0, siamo intorno alla mezz'ora. Sottofondo qui al Matranga li sentite i tifosi dello Sciacca, arrivati qui dalla provincia di Agrigento verso quella di Trapani. Sciacca che mercoledì avrà l'impegno più importante della stagione con la finale della Coppa Italia di eccellenza siciliana contro l'Avola a Paternò. Questo match sarà intermediario anche dal punto di vista delle indicazioni, da capire anche se si riprenderà Capitan Cipolla, che oggi non c'è per la febbre, assente anche D'Amico per squalifica. Tornato invece Sinacori, subito titolare in mezzo al campo. Il Castellammare invece oggi deve fare a meno di Taipi e Tarantino, entrambi squalificati per cartellino rosso. Taipi si è fatto espellere nella scorsa partita, mentre per Tarantino la seconda giornata da scontare sulle 3 totali. Tornato anche Milano non al 100% in panchina. Assenti i giocatori nelle scorse settimane, tutti comodi. È iniziata Castellammare Unitas Sciacca. Lo Sciacca e serve subito il nuovo arrivato Joao Ricciulli dalla Don Carlo Misimeri. Cerca di servire Graci che ha una maionella duello, pallone proposto in mezzo, allontanato dalla linea di centrocampo. Castellammare oggi con questa maglia azzurra molto vintage, soprattutto per il font dei numeri usato nel retro. Solita tenuta con i colori sociali nero-verdi per Nuovo Sciacca. In classifica al terzo posto con 32 punti, a meno 4 dal secondo, occupato dal Gela a 36. La capolista è l'Athletic Palermo
a 38. Castellammare invece è più giù, al 7° posto con 20 punti, distacco di 5 punti dal 6° posto occupato dal Marsala. Castellammare che vuole tornare alla vittoria. Oggi sarà molto complicato per una Sciacca che sicuramente non vorrà perdere, ma allo stesso tempo vuole gestire le energie in vista di mercoledì. Punizione battuta dalla squadra di Angelo Galfano. Adesso Messina la ributta indietro, pallone per Licata che sta sulla linea dei centrocampisti. Yamé, largo per Ricciulli, agisce sulla catena di destra, lancio lungo a Damo, allontana, il pallone torna dietro a Moudou Yamé. Camara gira per Ricciulli, guarda profondo, cerca Cari, stavolta ad allontanare Caronia che torna nella sua posizione di difensore. L'ultima partita contro il Marsala a Marsala ha svolto il ruolo di mediano. Una volta che lo va a riprendere Terranova assieme a Messina, ritorna dietro. Cari, pallone dietro per Margaritini che se lo sposta sul mancino, chiude Cagliozzo in fallo laterale. Poco meno di 15 tifosi organizzati dallo Sciacca che suonano e cantano per la propria squadra. Tribuna abbastanza piena quella della Matranga oggi, come al solito. Yamé, pallone per Riccioli, ferma un attimo, poi c'è l'arrivo da parte di Terranova che trattiene il proprio avversario. Camarala riesce a passare sulla dietro di Sinacori, stava arrivando Cari, prima di lui l'intervento di Ribaudo, come ci si aspettava lo Sciacca a tenere palla. È un 3-5-2 quello di Angelo Galfano con Yamé, Di Mercurio e Licata sulla linea dei difensori. Mediano e Camara con Ricciulli alla sua destra, Sinacori alla sua sinistra, a destra Graci, a sinistra Caternicchia e poi il tandem d'attacco composto da Cari e Margaritini. Poco fa l'avete vista la sgroppata di Ba, che però si è esaurita subito. Yamé, lancio lungo verso Sinacori e compagni. Il Margaritini ha provato a gestirla e fallo su Adamo. Punizione conquistata dalla Castellammare, coinvolto nella partita, persa a Marsala 2-0. Che poi è finita con l'espulsione per la squadra di Gianluca Cardinale, mentre lo Sciacca
ha avuto la meglio sulla Don Carlo Misilmeri, stesso risultato, quello di 2-0, con tante occasioni a proprio favore. L'alzata di Margaritini verso Cari, di testa Damo, spazza Cagliozzo. Castellammare che rimane in difesa per il momento, pensa soltanto a difendersi. Lo Sciacca, squadra chiamata a fare la partita. Cari, appoggio di prima per Caternicchia. Si è messo un attimo più verso l'interno, ma il giro palla rimane lento in attesa di qualche soluzione. Basta mettere paura a Castellammare. Diamè, Riccioli sale, il cross non calibrato benissimo come quelli precedenti, anche se in quel caso pure non ha trovato i compagni. Pallone su di Paola, terna arbitrale invece composta da Alessandro Carpentiere di Barletta. Assistenti sono Nicolò Somma di Palermo e Antonio Barone di Marsala. Caronia gira, Diamè a vuoto, Guaiana se la gestisce anche con la testa, inserimento di Iba, la prende Cheba, legge la situazione il portiere dello Sciacca. Buona l'idea di Guaiana. Graci in fuorigioco, o meglio il pallone era uscito. Guaiana non la prende di testa perché c'è un altro fallo fischiato dall'arbitro, proprio l'ex Accademia Trapani averlo commesso. Diamè, Camara riceve Biagio Sinacori che allarga dalle parti di Caternicchia, si propone Licata, Caternicchia rientra, cross su di Paola. Calma il portiere della Castellammare. Si prende qualche secondo in più anche per far salire i suoi. Terranova cerca, va, si fa male al piede, non viene conteso a centrocampo, poi arriva dalle parti di Riccioli, sombrero su Messina che poi lo atterra, fallo per l'arbitro. Calcio di punizione, Messina ha rincorso il proprio avversario. Allora punizione per lo Sciacca. Batte Idrissa Camara. Grazie all'aiuto di Diamè. Poi l'arbitro ferma tutto. Punizione da ripetere. Diamè Camara. Qualche dubbio sul proporre il pallone in mezzo, può ripartire dalla difesa. Si opta per questa scelta. E allora Di Mercurio. Licata. Cari sponda Camara in difficoltà perché si alza anche il vento. Allora sale Torre Messina. Si propone Guaiana a destra, ancora Messina. Fa tutto da solo, corre, deviazione, angolo Castellammare.
C'è un giocatore a terra però, al limite dell'area, interviene lo staff dell'Unitas Sciacca. Gioco dunque fermo. Dicevamo dell'altro anticipo in contemporanea questo pomeriggio, Parma Valle San Vito Lo Capo, domani il resto del programma con 4 partite alle 14:30. C'è Accademia Trapani, Parti di Codace, Athletic Palermo, Super Giovane Castelbuono, Casteldaccia Marsala, San Giorgio Piana, Folgore Castelvetrano. Alle ore 15 il derby dell'Eleuterio tra Don Carlo Misimeri e Oratorio Marineo. È la sfida tra il Lascari, Cefalù e il Gela. Si rialza Licata. Cardinale dà qualche indicazione in più. Va. Si è avvicinato anche Frisella alla panchina, così come Caiozzo. Sarà calcio d'angolo per la squadra di casa. Va a Terranova con il mancino, colpo di testa, altezza primo palo in 2, il pallone rimbalza, è pericoloso, lo prende Cheba. Quando il pallone gira su se stesso e poi torna giù, sempre un'incognita. Poi in più si aggiunge il fattore vento. L'arbitro interviene. Già nel corso di questi primi 14 minuti non è la prima volta. Mucchio in area di rigore. Errore nella rimessa in gioco e allora punizione a 2. Ghiotta chance per il Castellammare per sbloccarla. Barriera a 5 per Cheba. Sul battuta Ceba. Paiana con il destro, Messina con il mancino. Sembra Messina voler calciare, ma ancora si deve aggiustare qualcosa, soprattutto nei pressi della linea di porta. Forte Messina! Di poco fuori, di poco oltre la traversa. Occhio perché Licata non ce la fa, allora Africano è pronto ad entrare nello Sciacca. Cambio forzato per Angelo Galfano con l'ingresso di Fricano. Tra un quarto d'ora la partita di Saro Licata. Adesso il capitano è Di Mercurio. Fricano ha preso la mattonella di Licata. Da capire le sue condizioni, anche perché ricordiamo sempre che mercoledì lo Sciacca alla finale di Coppa. Grazie, limite, prova a tirare, deviazione e angolo. Stava proponendo Ricciolli verso il lato destro.
allora tiro dalla bandierina per lo Sciacca, per la battuta affidata a Camara. L'arbitro però ferma le trattenute in aria perché le deve verificare, soprattutto Adamo, a vedersela con Margaritini. L'angolo di Camara, passo, primo palo di testa. Chiusura sul fondo da parte di Mattia Terranova. Il Terranova che è rimasto a Castellammare perché Danilo si è trasferito al Borgetto Giardinello in promozione. Sempre Camara, sempre quelli all'interno dell'area. Parte Camara in mezzo, più largo stavolta, cercava Yammé. Semplice messa laterale per i trapanesi. Che con lo Sciacca promozione hanno giocato tanto in un contesto di eccellenza, invece hanno vinto soltanto una volta. 1-0 a Sciacca nel lontano 4 febbraio del 2024, l'anno scorso. 2 le vittorie invece dello Sciacca, entrambe nella stagione 2021-2022, vinta sia la gara d'andata che quella di ritorno, ben 6 i pareggi. Cari non la prende benissimo, alla fortuna dell'ultimo tocco su Messina, e allora rimessa laterale per Mudu Yammé. Cari di testa contro Adamo, la punizione per lo Sciacca. Entrambi hanno il loro allungamento con la testa. È stato Adamo a commettere fallo, molto coinvolto dal punto di vista agonistico questa prima parte di gara. Parlano Guaiana e Frisella sulla battuta della rimessa laterale. Qui Di Paola ne ha sistemati 4 in barriera con Camara, con il mancino e Di Mercurio con il destro. Adamo chiama, va verso l'area, batte Camara a giro troppo alto. Risistema il Castellammare. Serie di colpi di testa e anche di testate. Era giù Sinatori. Adesso Caternicchia per Africano. Continua a portare palla. Sciacca cerca di scambiare da quelle parti, poi Terranova. Messina chiede palla a Terranova, poi Messina va avanti, Fricano in anticipo. Sfida Musso che lo mette a terra, cartellino giallo per il centrocampista del Castellammare, il primo della partita.
finito il primo tempo al Monaco di Palermo. La Parmaval è in vantaggio sul San Vito Lo Capo per 1-0. Nuova punizione per lo Sciacca. Africano e Camara. Siamo dall'altro lato rispetto a prima. Parte Camara basso, Messina scalcia. Sina Cori la recupera. Di Mercurio. Pallone che sfila. Caternicchia lo lascia passare verso Africano, ma c'è la chiusura. Incita i suoi, Angelo Galfano. Africano, Cari non la prende, Messina si reclama un tocco con la mano. Sembrava essere attaccata al corpo, c'è il fallo su Ba, c'è anche il giallo. La munizione per Caternicchia. Allora, punizione per il Castellammare. Superata a metà di questo primo tempo. Sempre 0-0 al Matranga. Solo un'occasione importante, quella di Messina per il Castellammare su punizione a 2. Adamo rientra dalla fuorigioco Guaiana, non la può prendere, si disinteressa del pallone. Fricano. Di Mercurio insegue Ba. Passaggio verso Yame. Lancio profondo. Adamo di testa. Grassi pure. Pallone sul petto di Margaritini. Sinacori. Camara. Largo per Fricano. Alle linee, pallone a terra, sempre. Sinacori. Rizzulli. Graci. Scambiano i due. Almeno questa è l'intenzione di Graci. Passa via il Castellammare. Guaiana protegge contro Yame. Vede Baglio, serve. Sale la squadra di Cardinale Ba. Non può evitare Di Mercurio. C'è il giallo per il capitano dello Sciacca. Dopo aver ricevuto la fascia da Licata. Terza munizione nel giro di pochi minuti dopo quelle a Musso del Castellammare e a Caternicchia. Suo compagno. Palla inattiva per il Castellammare. Ne abbiamo viste tante questo pomeriggio. Potrebbe continuare così. Perché il Castellammare vuole trovare il modo per eventualmente battere anche lo Sciacca. Guaiana fuori di poco. E angolo però. Deviazione c'è stata. Stavolta ha calciato il classe 96 al posto di Messina. Solito mucchio in area. Solito fischio dell'arbitro a intervenire. È sempre Andrea Adamo. Essere coinvolto.
La battuta in mezzo di Musso, la presa di Kepa. Allunga le braccia, salta. Il Gambiano la prende. Di testa, schiaccia giù Terranova. Allora il passaggio di Ribaudo profondo per Guaiana. Pallone che scorre fuori. Un po' di vento oggi a Castellammare del Golfo. Ha condizionato la traiettoria del pallone in un paio di situazioni. È stato costante. Si continua con la caduta di Margaritini. Guaiana. Pallone scambiato con Ribaudo. Finisce lì. Alla 2. Caternicchia e Terranova. Viene concessa la rimessa allo Sciacca. Terranova insiste nel voler lui il pallone. La rimessa nero-verde. Botte Africano. Testa. Un paio di sponde. Fino ad arrivare a Ricciolli. Chiamara. Sinacori. Guarda la Sciacca con Africano. Apertura imprecisa per Niamè. È solo. E allora può stare tranquillo. Ricciolli. Si mette davanti Graci, Frisella. La passa di fatto a Niamè con la Sciacca che riparte. Si danno qualche indicazione a Graci e Ricciolli. Ciò che non è andato poco fa. Africano. Sinacori. Poco movimento. Serve qualcosa. Ricciolli. Pallone in avanti, Graci, la tocca Dama, ancora Graci. Ciaccaronia che spazza poi l'intervento di Mercurio con coraggio e decisione. Margaritini, Ricciolli, il tocco di Graci, voleva lo scambio, però Ricciolli viene atterrato. Nuova punizione per lo Sciacca. Batte subito Camara. Diamè di Mercurio e lo Sciacca gira. Africano, Margaritini. Pallone brutto per Ricciolli, deve tornare indietro Graci, che giustamente non ce la fa. Rimessa regalata al Castellammare. Frisella. Spalla, controlla. Porta avanti il pallone. Musso. Frisella. Di prima per Terranova. Vuole girarsi subito, ma Niamè. Lancio lungo tra Guaiana e Frisella. Guaiana era più avanti, ma sembrava scattare Frisella. Misunderstanding per la squadra oggi in maglia azzurra. Adamo di testa, Frisella. Lancio lungo verso Simone Guaiana di testa in anticipo su Niamè. Guaiana la mantiene in campo, arriva Frisella ad aiutare, cross largo. La prende adesso Musso. Il suo cross è basso invece, la prende Kepa. Oltre la mezz'ora, non tantissime emozioni al Matranga. Le trame non riescono da una parte e dall'altra, si cerca la verticalità nella Castellammare, si cercano i cross in mezzo per lo Sciacca. Tante prese da parte di entrambi i portieri. Graci la prendi Adamo,
subito a lanciare verso Guaiana, rimasto sulla sua mattonella. Di Mercurio, largo per Fricano. Tocco di Margaritini, triangolazione che non si completa con Caternicchia. Prima arriva Cagliozzo, adesso gestisce. Ci sono tante maglie avversarie verso la sua strada. Si accontenta della rimessa laterale. Colpo di testa all'indietro di Camarà, cioè di Mercurio, la butta fuori, prende metri. Squadra di casa. Vai davanti, dice Angelo Calfano a Margaritini. Cari, disturbato da Caronia, poi arriva anche Ribaudo, fallosamente però. Di Mercurio, Fricano per completare da Yamé. Fermi da un po', tifosi organizzati dallo Sciacca. Margaritini di testa all'indietro, c'è Frisella, adesso Messina al volo da Guaiana contro Yamé. Sale Frisella, si cerca di servirlo, ma il pallone è troppo sul difensore. Frisella si è inserito bene, Adamo fuori però. Poi qualche dialogo con Frisella e Yamé. Eccoli nuovamente i tifosi della Sciacca. Di testa Frisella, anche Camarà la alza Ricciulli. Sinacori non la colpisce, adesso la gestisce per Fricano. Di prima Caternicchia, Sinacori, lancio lungo di Fricano, l'aspetta carica Iozzo, la prende lui, adesso Caternicchia potrebbe metterla in mezzo, si propone Gracia, ancora Caternicchia, pallone basso in area di rigore, Sinacori spazza Adamo a levar via il peggio. Inserimento di Viaggio Sinacori, tra i tanti giovani di questa squadra, classe 2006. Pallone in verticale di Guaiana per Ba, e da solo e contro tutta la difesa dello Sciacca, rientra Ba, non calcia ancora, va da Messina, Frisella, cross ribattuto da Gracci, calcio d'angolo. Fatte Musso, finta il cross con tutti quanti in area che si sono mossi. Va adesso Musso dall'altro lato, Adamo di testa lento sul fondo.
Camara con la Castellammare subito in pressione. Apertura dall'altro lato, non c'è però il destinatario. Bala tocca di testa Frisella e da solo in quella zona va rimasto giù. Ancora Frisella con la suola, ultimo tocco di Ricciolli, calcio d'angolo. Va rialzato adesso da Adamo. Stavolta dalla bandierina va a Ribaudo. L'arbitro sta attentissimo sempre ai contatti. Parte Ribaudo a rientrare per Cheva. In velocità la sciacca, sì, Margaritini, la gestione col tacco, scivola e allora va. Occasione potenziale per il Castellammare, c'è però Cari, spaccata Adamo. C'è il fallo del difensore di casa. C'è il giallo per Andrea Adamo. Adesso sono 2 per parte. Partita che si fa nervosa. Seguito a questi interventi. Di Mercurio sottolinea a Caronia. La gamba alzata nel momento del contatto, nel momento del fallo. Punizione per la sciacca dunque. Qualche indicazione di Angelo Calfano a me. Si può andare. Servito proprio Yame, adesso Di Mercurio gira. L'Africano. La tocca Musso. Aspettatamente. Adesso Cheva. Africano. Di Mercurio nell'attacco di Iva. Yame. Ricciolli. Finta. Supera così Terranova. Pallone per Cari. Sale lo sciacca. Cari. Limite ancora Cari. Cestina con eventualmente anche Margaritini. Pallone largo per Friccano. Lì in zona. Tiro alla fine è stato di Caternicchia. Fuori. Ci avviciniamo sempre di più alla fine del primo tempo. Il rinvio di Paola un po' così nel rilancio. Yame. Cari con la schiena per Margaritini, non passa. Ultimo tocco di Ricciolli dopo il lancio tanto da Frisella. Guaiana. Controllo e apertura per Va. Va in fuorigioco. Segnalazione dell'assistente arbitrale. Il pubblico si era fomentato nel momento in cui Va è andato a controllare il pallone servito da Guaiana. Camara. Sinacori. Gira da Africano. Caternicchia di prima. Margaritini controlla. Non è buonissimo, però se la cava comunque. Graci. Ricciulli deve rientrare dal fuorigioco. Riceve adesso. Ricciulli. Cross. Occhio perché è un tiro il palo di Ricciulli. Era un cross. Quello di Ricciulli è finito quasi in porta. La Sciacca ha rischiato così lo 0-1. Con Joao Ricciulli al debutto in nero-verde.
Fricano, cross da fermo, Frisella più in alto di Margaritini, Camara al volo. Adesso entrambe le squadre hanno avuto la propria occasione importante. Prima Messina con la punizione a 2 di poco oltre la traversa. Poco fa il palo di Ricciulli con le intenzioni di fare un cross. Di Paola era beffato. Ha capito subito il portiere del Castellammare della traiettoria pericolosa, non normale. Chiba rilancia, Ricciulli non la prende, di testa Graci. Adamo prima abbondantemente rispetto a Cari. Frisella la prende Terranova, adesso Messina. Morbido, cerca Ba, Yammè di testa. Frisella, finché Ricciulli, passaggio per Guaiana che c'è. Ba, posizione regolare, ancora Ba. Yammè in scivolata, in rimessa laterale. Due più recupero. Rimessa per lo Sciacca, che alla fine deviazione avversaria l'ha ottenuta. Frisella colpisce, poi Camara la svirgola fuori. E allora rimessa per il Castellammare. Frisella batte lungo, cerca la testa di Messina, prima Yammè, adesso Ricciulli. Un paio di palleggi e rilancio. Non controlla benissimo però Davide Graci. E allora, nuova rimessa per il Castellammare. Frisella verso Messina, sponda in mezzo, Guaiana, controllo di petto, è stato centrale, colpo sul suo petto. Devono esserci le condizioni per una rovesciata, spalle alla porta, la posizione centrale. Adesso però lo Sciacca con Cari, chi voleva l'inserimento di Sina Cori, per come è successo tempo fa in un'altra azione, si è rapito tantissimo l'algerino. Guaiana in anticipo quasi su Fricano, la tocca per ultimo, sì, calcio d'angolo ufficializzato con qualche secondo in più. Pallone quasi perfetto per Simone Guaiana. Saranno 3 i minuti di recupero. La battuta dalla bandierina da parte di Musso Keba, che lamenta un fallo, viene fischiato. Keba di testa la riesce a colpire Margaritini. Cari un po' così, Adamo spazza. La aspetta assieme a Yammè, la colpisce Yammè di testa, arriva Guaiana, mette giù. Camara vuole aggrapparsi all'avversario, retropassaggio, Keba rilancia. Messina la mette un fallo, c'è da parte di Margaritini, trattenuta secondo la mimica dell'arbitro. E Castellammare che vorrebbe chiudere in attacco questo primo tempo. Parte Messina, apertura di testa, la chiusura di Caternicchia in calcio d'angolo.
Tiro dalla bandierina per il Castellammare, mezzo recupero, se n'è già andato. La battuta in mezzo, pallone che sfila, lo tocca a Cari, rilancia però. La sciacca con Graci. La riprende Terranova. Di testa Yamé assieme a Messina, è fuori gioco del centrocampista del Castellammare. Finisce qui il primo tempo, erano in realtà 2 minuti di recupero e 0-0 tra Castellammare e Unitas Sciacca, con il Castellammare che ha avuto una punizione a 2, calciata di poco oltre la traversa da parte di Messina. Lo Sciacca ha avuto una serie di chance, la più pericolosa è stata quella di Ricciulli con il palo, con le intenzioni di effettuare un cross. Noi ci risentiamo dopo meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre live dal Matranga. Sì, è un evento storico, per la prima volta che questo evento, il torneo delle regioni, un torneo importante in ambito dilettantistico, viene organizzato in Sicilia, a dimostrazione di una straordinaria collaborazione, armonia tra le istituzioni e il mondo del calcio. Una armonia che noi auspichiamo ad ogni livello, anche in altri ambienti al di fuori della regione Sicilia. Questa è un'occasione, no? Anche per poter dare ai ragazzi un modo di confrontarsi fisicamente, non con le PlayStation, quindi un modo di socializzare e finalmente tornare ad essere umani. È uno degli aspetti più importanti della competizione. Tantissimi giovani, adolescenti provenienti da 20 regioni d'Italia hanno la possibilità di confrontarsi, di conoscere dei luoghi nuovi, diversi, di potersi relazionare, e questo credo che sia una delle cose più belle che noi possiamo offrire a dei ragazzi. Presidente, cambiando un attimo ambito, si avvicina la data del 3 febbraio, l'assemblea elettiva, come procede la tabella di marcia? C'è un programma, c'è una piattaforma, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, confronti continui con tutte le componenti, perché non è un problema di una candidatura, il problema è trovare le condizioni di equilibrio di un lavoro che possono portare dei vantaggi a tutto il mondo del calcio. Senti, facendo un bilancio tuo finale, come lo giudichi alla fine? Secondo noi è stato positivo? Io lo ritengo positivo sia sotto il profilo dei risultati sportivi, abbiamo centrato dei risultati storici. La prima volta l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, abbiamo vinto il premio Burlaz per la prima volta nella storia, l'Under 19 ha vinto il campionato europeo, l'Under 20 è secondo al campionato del mondo, abbiamo vice campione del mondo in beach, abbiamo fatto dei risultati importanti. Certo, potevamo fare meglio con una qualificazione mondiali che sapete come ci è sfuggita proprio qui a Palermo, sapete come potevamo fare meglio al campionato europeo, però la nazionale si sta riprendendo, abbiamo credo un allenatore importante. Sotto altri aspetti di politica sportiva credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soltanto chi vuole creare strumentalizzazioni può andare oltre, ma credo che i risultati sono piuttosto evidenti. Senti, la scelta di molti stranieri chiude lo spazio ai nostri ragazzi, e questo può essere un torneo che magari può dargli anche l'entusiasmo per poter continuare, magari viene fuori un campo. Ma io credo, sono molto fiducioso perché c'è una sorta di inversione di rotta nella politica di gestione del materiale tecnico dei nostri giovani da parte delle società. L'ho detto prima, i risultati delle nostre nazionali giovanili sono risultati strabilianti. Bisogna soltanto saper conciliare la qualità del talento con l'opportunità nel farli giocare. L'auspicio è che molte società, come già stanno facendo, continuino a utilizzare i nostri giovani, e questo farà bene non solo alle nazionali ma anche ai club. Presidente Castiglia, partiamo dalle cronache del weekend, la meta continua a rappresentare al meglio la Sicilia nel futsal nazionale.
Assolutamente sì, un grandissimo evento a Catania, Supercoppa di Serie A, più di 3.000 spettatori, un qualcosa di unico e spettacolare, con la vittoria di una società siciliana, la Meta Catania, vincitrice dello scudetto e anche adesso della Supercoppa. Più in generale, anche se ormai sei in orbita nazionale, qual è lo stato di salute del futsal siciliano, guardandolo anche su scala nazionale? Ma devo dirti, la Sicilia sicuramente è una delle regioni più presenti, ma anche a livello nazionale una grandissima crescita, un futsal sempre più presente nello sport dei giovani e anche dei meno giovani, quindi questo era un qualcosa che fa piacere e che porta sempre in alto il calcio a 5 a livello nazionale. Facciamo adesso un punto per quello che è l'inizio del tuo mandato da presidente della divisione, come stanno andando le cose e quali sono anche i programmi sul breve e sul medio-lungo termine. Devo dirti che sta andando tanto bene, ho accelerato tantissimo, ho al fianco il presidente Gravina, il presidente Abete, una divisione che torna in consiglio federale, quindi tanto, come dire, tante cose fatte ma tantissime ancora cose da fare. Che emozione nell'ospitare per la prima volta nella storia un torneo del genere nella nostra regione. Come avete visto, tanta emozione, perché fare per la prima volta il torneo delle regioni in Sicilia, oltre a determinare un momento come dire, di grande impegno per tutti noi, determina anche tanta responsabilità, tanto senso di responsabilità, proprio perché vogliamo fare un grande torneo che metta insieme tutte le anime della Sicilia e tutti i territori della Sicilia. Quindi abbiamo coinvolto Palermo e Trapani, dove ci sarà il girone A, Agrigento, Caltanissetta Enna, il girone B, il girone C, Ragusa e Siracusa, il girone D, Catania e Giardini, il girone E, Taormina, Messina. Insomma, abbiamo messo insieme tutta la Sicilia. Comprenderete voi che la Sicilia è una regione molto grande, quindi sarà un impegno non di poco conto. Gli obiettivi, vogliamo raggiungere 4 obiettivi che sono diversi dal fare propriamente un'attività sportiva. Vogliamo promuovere l'evento sportivo, ma vogliamo promuovere anche la nostra terra, la nostra meravigliosa terra. Vogliamo dare un forte contrasto di violenza alla violenza e vogliamo anche fare un'azione, un'attività di solidarietà. Quindi credo che abbiamo fatto una bella conferenza stampa di presentazione del torneo, alla presenza delle massime autorità regionali, delle massime autorità di federazione e Lega. Mai come oggi c'è stata tutta questa attenzione, tutta questa vicinanza attorno al Comitato regionale Sicilia. Quindi siamo veramente contenti e andiamo avanti, questa è la strada giusta. Per te è una soddisfazione questo successo? Non c'è bisogno di dirlo, è una grande soddisfazione. Il momento più importante, lo voglio dire, il momento più importante della mia presidenza, del mio essere dentro la Lega Nazionale Dilettanti. Ci sono da tanto tempo, questo è il momento nel quale sto mettendo insieme come dire, i sacrifici di tanti anni, gli impegni di tanti anni. Voi considerate che quest'anno la Regione Sicilia è stato un report del Corriere dello Sport, quando in pratica è stato sottolineato che in questi primi 3 mesi degli inizi del campionato in tutto Italia ci sono state oltre 190 episodi di aggressione agli arbitri. Non diciamo quali sono le regioni, ma tanto sono scritte, ma non è questo importante, può capitare a tutti. Ciò che è importante è che la Sicilia, che prima aveva negli anni passati un gran numero di aggressioni, quest'anno nella prima fase del campionato soltanto 5, e peraltro nessuno di questi episodi è stato grave, ha determinato momenti di prognosi. Quindi una regione che anche da questo punto di vista sta lavorando molto e sta raccogliendo i risultati. Questo è quello che è il mio lavoro. Sugli impiantistici che ci aumentano sempre di più gli impianti in erba artificiale. Lei consideri che quando noi siamo arrivati al governo della regione, del Comitato regionale Sicilia, c'erano soltanto 19 impianti in erba naturale. Oggi abbiamo superato i 170 in erba artificiale, in un contesto che è sempre in continuo aumento. Quindi credo che sì, l'impiantistica sportiva ha anche ancora bisogno di fare grandi passi avanti per migliorare, ma certamente rispetto al 2007 la situazione va molto meglio. La domanda era diversa, siccome non avete comunicato ancora gli impianti, state avendo difficoltà? Assolutamente no, abbiamo problemi di abbondanza, semmai.
problemi a sceglierli. No, cioè, semmai abbiamo problemi di abbondanza e abbiamo tante richieste, e siccome il torneo si svilupperà secondo questa formula, che gioca per esempio la Sicilia con la Lombardia, si sceglie il campo, alle 7 giocano i giovanissimi, alle 9 giocano i giovanissimi, alle 11 gli allievi, alle 14 gli juniores, alle 17 il femminile, tutti nello stesso campo. Quindi scegliendo questa formula, che è ormai consolidata nelle altre regioni, il rischio che noi abbiamo è che molti campi li dobbiamo escludere, quindi abbiamo questo problema di abbondanza, che non è mai un problema l'abbondanza, però insomma dobbiamo spiegare alle persone come faremo le scelte. È iniziato il secondo tempo di Castellammare Unitas Sciacca, 17ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il parziale è sullo 0-0, con una chance importante
per entrambe le squadre. Castellammare l'ha avuta con Messina, calciato di poco alta, una punizione a 2, palo di Ricciulli verso il finale del primo tempo. Lui voleva crossare, poi il pallone stava per fare Di Paola. Nessun cambio all'intervallo, dunque Castellammare con il 3-5-2 di Gianluca Cardinale, Di Paola in porta, Caiozzo, Adamo e Caronia in difesa, Ribaudo, Terranova, Messina, Musso e Frisella a centrocampo. In attacco va Eguaiana, a disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Lobosco, Pizzolato, Sorrentino, Piazza, Oliveri, Amato, Lopez e Milana. Ha risposto l'Unitas Sciacca, anch'essa con il 3-5-2 di Angelo Galfano, che va in porta, Yamè, Di Mercurio e Fricano, che ha preso il posto di Licata dopo un quarto d'ora. Scambio c'è stato per lo Sciacca, ma nel corso del primo tempo. A centrocampo Graci, Ricciulli, Camarà, Sinacori e Caternicchia. In attacco Margheritini e Cari. A disposizione in panchina Tulone per la porta. Alla prima convocazione stagionale, così come Nicoletti in neroverde, arrivato dalla Gela. E poi Triolo, Aldo Genco, Rotolo, Mistretta, Lorenzo Galfano, Ervini. E basta, perché Fricano è entrato nel corso del primo tempo. Si riscaldano a bordo campo proprio le riserve dello Sciacca, sono 5. E adesso la Castellammare recupera palla con la verticalizzazione per Guaiana. Lo ferma Di Mercurio, che mette in fallo laterale. L'arbitro è Alessandro Carpentiere di Barletta, assistito da Nicolò Somma di Palermo e Antonio Barone della sezione di Marsala. Battuta la rimessa per il Castellammare. Musso cerca di aggirare Caternicchia alla meglio, il difensore, il terzino dello Sciacca. Partita per piccoli tratti nervosa, perché ci sono stati dei cartellini gialli, 2 per parte. Adamo e Musso sono stati ammoniti nel Castellammare, invece nello Sciacca hanno preso il giallo Di Mercurio e Caternicchia. Altra rimessa per i trapanesi, con la battuta affidata a Musso, e sempre sul pallone cerca di crossare, deviazione di Caternicchia e calcio d'angolo per la squadra in maglia azzurra. Si scalda Milana nel Castellammare, oggi tornato a disposizione di Cardinale. La battuta dalla bandierina in mezzo di testa, Adamo! Andrea Adamo si fa sempre trovare pronto in queste occasioni. Porta avanti il Castellammare 1-0 e terzo in campionato. Si è fatto male però Adamo. E per l'occasione entra la Barella. Adamo esulta ma si fa male. C'è Ba in ginocchio. Sono intervenuti gli addetti ai lavori della Croce Rossa, che accompagnano il capitano del Castellammare dall'altro lato del campo, che nell'esultare si è fatto male, si è piegato in ginocchio, stava facendo la sua solita esultanza del gallo, ma si ritrova a essere subito sostituito. Entra proprio Milano al suo posto. Cambio forzato anche per Cardinale,
dopo il gol di Adamo, che ha portato sì il Castellammare in vantaggio con enorme sacrificio. Entra dunque Alessandro Milana, si va a posizionare nella posizione di braccetto sinistro con Caronia che va a fare il centrale. Si riprende a fare rotolare il pallone lo Sciacca è sotto da questo momento in poi, mentre Adamo deve fare il giro del campo per raggiungere la propria panchina. Di Mercurio, sventagliata, la tocca il nuovo entrato Milano, adesso Africano, pallone per Ricciulli, il cross, doppio rimpallo, prima su Milana, poi su Ricciulli, infatti è rimesso dal fondo. Adamo ha sofferto tanto l'anno scorso con uno stop lungo, molto lungo, l'ha tenuto fermo durante la stagione. Anche in quest'annata ha subito un infortunio. Da capire adesso le sue condizioni, perché si tratta di una pedina molto importante per il Castellammare. Arrivano gli applausi per lui, in questo momento ha raggiunto il lato della tribuna. Occhio al mancino, piccola deviazione in mezzo, il gol di Guaiana annullato per fuorigioco. Castellammare ha rischiato di raddoppiare. Lo Sciacca va in velocità con un giocatore a terra, c'è un giallo per Terranova. Il quinto della partita, terzo per i trapanesi. A proposito di gialli, parlavamo della munizione Di Mercurio. Lui era diffidato, salterà il prossimo match di campionato settimana prossima, quando lo Sciacca ospiterà il San Giorgio Piana in casa. Gli altri diffidati sono Cipolla, che però non c'è. Ricordiamo che il capitano neroverde è assente per febbre. E poi c'è Africano. La sua partita però non è stata ai limiti del nervoso fino a questo momento. Il segue palla, va, c'è la trattenuta da parte dell'attaccante del Castellammare, calcio di punizione per lo Sciacca che prepara un doppio cambio. Stanno per entrare Aldo Genco e Bartolomeo Erbini. Quindi Angelo Galfano arriverà a 3. Con le sostituzioni. Caternicchia verso Sinacori, spazza Caronia. Verso Ba, cerca di controllarla con la spalla. Non c'è nessun intervento di Mercurio. Margaritini contro Guaiana. Poi cade Margaritini, infatti si va a giocare ancora. Guaiana poi la spazza fuori perché si va a terra. Si è fatto tanto male nello scontro di poco fa. Ci sarà anche il cambio per lo Sciacca. Il doppio cambio con gli ingressi di Erbini e Aldo Genco. Vedremo per chi. Spray per Malik Ba.
cercherà anche quest'anno di raggiungere la doppia cifra in campionato, ne ha fatti 5 di gol, 6 in stagione considerando quello segnato in Coppa. Si rialza, va, gli applausi per lui da parte dei tifosi del Castellammare. Cambio per lo Sciacca che è avvenuto con gli ingressi di Erbini e Aldogenco. Di Mercurio, pallone per Caternicchia, Camara, pallone che va dall'altro lato, ancora l'attacco di Camara, non sfugge però Abba, verso Guaiana, troppo largo il servizio. Yamé, Camara va però non sembra intenzionato a continuare. Nello Sciacca sono usciti Margaritini e Sinacori. Erbini va a prendere il posto di Margaritini in attacco e Aldogenco prende il posto di Sinacori a centrocampo. Non sembra farcela Malik Ba invece, accompagnato fuori da Di Mercurio. Dolore alla caviglia sinistra e ci sarà cambio forzato per il Castellammare, il secondo nel giro di quasi un quarto d'ora dopo l'uscita di Adamo, o meglio quasi 10 minuti, perché il gol è arrivato al 49esimo e siamo al 59esimo in questo momento. Però Bari entra e allora allarme rientrato, da capire se sarà così fino alla fine della partita, perché certi dolori possono verificarsi nuovamente. Messina verso Ba, che sembra correre in maniera regolare. C'è da considerare anche il fatto che il Castellammare è avanti nel punteggio contro lo Sciacca che sulla carta è favorito, quindi il Castellammare può prendersi 2 secondi in più, gli servono per spezzare il gioco. Lancio lungo di Messina verso Guaiana di testa in fuorigioco, si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale, allora punizione. Erbini, Cari, ancora Erbini, riesce a passarla per Camara, Caternicchia, Aldogenco, gira tutto nella zona di Grazi, in verticale voleva il passaggio per Africano, la riprende il Castellammare con il passaggio lungo per Guaiana che deve vedersela con Di Mercurio, ancora Guaiana contro 3 avversari, Ba si gira, riceve, calcia Ba, bloccato da Yamé che era lì assieme a Caternicchia. Africano porta palla con disinvoltura, poi incontra Messina, non c'è assolutamente fallo, si è messo soltanto davanti l'avversario. Ba verso Guaiana, Yamé, poi il tiro da fuori da parte di Ribaudo, bloccato. Lo Sciacca deve mandarla via il più presto possibile con Caternicchia che effettua la finta grandi di Messina. Adesso Di Mercurio, il possesso di Camara velenoso
dato l'attacco di al proprio avversario Riccioli verso Africano troppo su Caronia. Caronia verso Terranova, si alza un attimo il vento, evitato Graci, la recupera lo Sciacca con Camara, gira per Riccioli, l'attacco di Milana, il passaggio di Camara per Graci, cross forzato, diventa un tiro, anche questo sopra la traversa, cambio pronto per lo Sciacca, sarà il quarto da parte di Angelo Galfano. Ci sarà l'uscita di Graci e l'ingresso di Triolo. Triolo subentra a Graci che esce dall'altro lato. Galfano che tiene in panchina Angelo, ovviamente l'allenatore dello Sciacca, Mistretta e Lorenzo Galfano per l'attacco. Con quest'ultimo non al meglio, così come Mistretta, ma più che altro Mistretta verrà conservato per la finale di Coppa mercoledì a Paternò contro l'Avola. In caso di vittoria ci sarà l'accesso alla fase nazionale. Poco meno di mezz'ora per riprendere questa partita. Non sarà facile. Da capire anche le intenzioni dello Sciacca. La posizione in classifica aiuta, soprattutto il distacco che c'è dal San Giorgio Piana quarto. Lo Sciacca è a 32, il Piana è a 27, quindi in caso di sconfitta, in caso di vittoria del Piana, Sciacca manterrebbe ugualmente il terzo posto nel girone A di questa eccellenza siciliana. Erbini fino in fondo, cross dall'altro lato, Ricciulli ha provato il colpo di testa ma era molto pressato. Camara, Aldo Genco evita si accentra, Aldo Genco gira trovando poi il cross da parte della fascia destra. Nuova azione qui con Erbini, rientra, non pensa al cross perché non punta la profondità. Triolo, il cross lo effettua lui su Di Paolo. A bordo campo, lato Sciacca, si scalda anche il nuovo arrivato Alessio Nicoletti, preso dalla Gela. Oggi è la prima convocazione in nero verde. Pallone profondo, lo tocca Di Mercurio. Caternicchia. La trattenuta di Ribaudo. L'arbitro fischia e basta. Riscaldamento anche per Rotolo. Così per Mistretta viene la stessa cosa.
Guaiana di testa. Alla fine vede dove va ad indirizzare il pallone. Guaiana riceve da Frisella. Yammè lo trattiene, Terranova, Camara è rimesso dal fondo. Ultimo tocco è del centrocampista del Castellammare. Invece il cambio del primo tempo dello Sciacca, quello in cui ha visto uscire Licata al posto di Fricano, sembra più che altro preventivo, perché Licata è in piedi al fianco di chi si sta riscaldando, è anche molto attivo a dare indicazioni ai compagni, come se fosse un vice a distanza di Angelo Galfano. Di Mercurio, Caternicchia, di prima Camara, Messina in anticipo nei confronti di Aldo Genco, la riprende Erbini, gira su Fricano, adesso Ricciulli, tutti da quel lato, Ricciulli cross dentro, di testa Caronia. La rimessa battuta da Triolo, il cross in mezzo di Yammè, ancora Caronia di testa, prima le prendeva Adamo, adesso il compito è affidato a Bartolo Caronia. Cari, tacco a mantenerla, sì, rischiando Caternicchia, c'è anche Guaiana e si dispera. Di Mercurio centralmente per Erbini che sfugge gli avversari, sia Messina non a Caronia, e Ribaudo, tant'è che subisce fallo e punizione per lo Sciacca. Battuta subito, bisogna fermarsi e aspettare l'arbitro. Batte Di Mercurio. Tre in barriera per il Castellammare. Messina, Guaiana e va a calciare Di Mercurio sulla barriera, nello specifico su Guaiana. Frisella e da solo, poi per evitare Ricciulli lo mette giù, c'è il cartellino giallo per Frisella e c'è il rosso perché era già stato ammonito anche lui. Castellammare in 10, espulso Frisella a poco più di 20 dalla fine, allora cambiano un paio di cose. Deve lasciare il campo l'ex Don Carlo Misilmeri. Frisella discute con il direttore generale Giovanni Castronovo, calmato da Adamo. Punizione Sciacca, batte Fricano di testa Messina, pallone verso Cari, è da solo in zona, si gira più volte, Caternicchia, Erbini rientra, crossa, poi il pallone viene calciato
nella zona della bandierina, lo mantiene il Castellammare con Ribaudo. Va a vuotissimo Camara, e allora Guaiana corre, va, cerca di ricevere Di Mercurio prima. La battuta della rimessa laterale, va. Pallone per Musso, di nuovo per cross basso, Guaiana è un attimo più avanti con il recupero palla dello Sciacca in scivolata. È leggermente fortunato il Castellammare, non può fare più di tanto, e allora Cari si continua con Erbini, non può centrarsi, c'è la pressione costante di Terranova, il cross dall'altro lato, colpo di testa di Ricciulli in fuorigioco. Cambio pronto in casa Castellammare con l'ingresso di Piazza. Si va ora la sostituzione. Esce Ribaudo dall'altro lato, entra Piazza. Continua a essere arrabbiato Luca Frisella, che discute con il suo dirigente nella zona vicino agli spogliatoi. Va. Fermato in maniera fallosa da Ayame. Distretto è pronto ad entrare nello Sciacca. Sarà l'ultimo cambio di Angelo Galfano. Potrebbe entrare al posto di Cari, vedremo tra poco. Caternicchia. Pallone per Aldo Genco. Sfugge a Guaiana. Cross profondo, si inserisce, Ricciulli di testa di Paola. E il pallone rimane in aria, spazzato da Piazza. Continua lo Sciacca con Africano, cross basso, la va a ricevere Ricciulli, chiede un tocco di mano dopo la sua coordinazione in rovesciata. E si riparte da Cheba. Lo Sciacca è intenzionato a creare qualcosa di pericoloso, soprattutto quando entrerà anche Domenico Mistretta. Erbini fermato, temporeggiato troppo. Attaccante dello Sciacca, Guaiana, subisce fallo da Di Mercurio, occhio che è ammonito. Infatti scappa subito. La panchina del Castellammare ha chiesto il doppio giallo. Tra poco entrerà Pizzolato nel Castellammare. Adesso il cambio nello Sciacca con l'uscita di Camara, l'ingresso di Mistretta. Dentro Domenico Mistretta per l'attacco dello Sciacca. Del Castellammare esce Musso, entra Pizzolato. Terzo cambio per Cardinale. Anzi no, non esce Musso,
esce Ba dall'altro lato, entra Pizzolato, mossa decisamente difensiva. Attacco che verrà gestito da Guaiana. Messina, lancio lungo per Guaiana. La protegge nei pressi della bandierina, è rimessa dal fondo. Africano. Caternicchia. Pallone ancora per Africano. C'è adesso lui a governare a centrocampo, il cross in mezzo di Aldo Genco per Di Paola. Caternicchia. Di Mercurio. Bello questo pallone per Aldo Genco che lo lascia sfilare per Triolo. Fino in fondo c'è il fallo in attacco di Triolo, visto dalle guardaline. Allora una punizione per il Castellammare, battuta adesso da Messina. Non è verso Piazza, non lo mantiene in campo. Per un attimo sembrava andarsene. Africano, arriva Guaiana. La va a riprendere Erbini con fallo, ammonito Messina. Tanti cartellini nel corso di questo match. La battuta di Africano. Di Mercurio. Largo. Triolo. Supera Piazza, ancora Triolo. Cross in mezzo, schiaccia Messina, allontana Caiozzo. La riprende Cari da terra. Non può fare granché. Alla fine Cari è rimasto in campo. Ad uscire è stato Camarà per lasciare spazio a Mistretta. Vista lo Sciacca. Africano chiede a Caternicchia di salire ancora di più. Rimane però a favore della squadra di Angelo Galfano la rimessa. Mistretta. L'attacco di Caiozzo che insiste. Si torna dietro l'Africano con Mistretta che si rialza. Triolo. Ricciulli. Passaggio per Aldo Genco, un pochino di spazio per lui in mezzo a due avversari. Rimpallo su Ricciulli, pallone ripreso da Guaiana, spazzato da Messina. È arrivato il dato spettatori da parte dell'assistenza di produzione, sono 206 i spettatori oggi presenti al Matranga. Pallone al limite, il tiro di Aldo Genco.
e spazza Messina. Castellammare tutto in difesa. Sono ben 67 spettatori arrivati da Sciacca. Occhio alla svirgolata di Caronia, c'è Cari in area, la salva per Triolo, poi se la va a riprendere, poi piazza calcia su Cari. Un altro rimpallo, favorisce la rimessa allo Sciacca, pallone in area, rischia il Castellammare. Terranova davanti il proprio avversario, si prende la punizione, si lamenta Ricciulli. Con i minuti che scorrono sempre di più verso il termine del match, Castellammare sempre in vantaggio grazie al gol di Adamo al 49esimo, grazie a un colpo di testa sui sviluppi di un calcio d'angolo. Adamo che poi nell'esultanza si è fatto male ed è dovuto uscire. Guaiana si fa male nella presa del pallone, con qualche dubbio però. Secondo il pubblico. Erbini, trattenuta di Musso. Sui 4 giocatori che ha il Castellammare sulla linea di 100 sono ammoniti. Ce n'erano 5 prima, il quinto era Frisella che ha subito il doppio giallo. La punizione in mezzo, deviazione che non mette paura di Paola. Guaiana e Yamè, nessuno dei due. Poi ci pensa Ricciulli verso il cerchio di centrocampo, colpo di testa di Terranova. Si va da Piazza, scambia assieme a Pizzolato, ancora Piazza, la alza di testa Aldo Genco. Si rialza Ricciulli, pallone che arriva adesso a Caternicchia. Fricano voleva il passaggio per Erbini. Fricano si affida ad Aldo Genco, spazio per tirare, pallone largo, manca il pallone. Pallone si trova. Il rinvio di Paola, con il Castellammare che pensa a difendersi, pensa a mantenere questo vantaggio che comporterebbe sempre il 7° posto, ma la possibilità di accorciare sul Marsala 6º. Da capire anche il risultato della Parmonval, dato che Castellammare e Parmonval sono entrambi a 20 punti e la Parmonval è avanti sul San Vito. Il rinvio di Paola, di Mercurio, l'alza per Aldo Genco. Si capisce
molto bene con i compagni. Fricano largo, Katernik. Punta Terranova, lancio verso l'interno dell'area svirgolata di Piazza. Aldo Genco, nuovamente largo, Ricciulli, cross di testa a Caronia. Tocco con il braccio, no, secondo l'arbitro di Piazza. Allora Triolo mantiene il pallone mistretta al limite, lo spazza Terranova prima dell'arrivo di Triolo, poi fallo di Yame su Guaiana. Punizione conquistata a centrocampo dal Castellammare in una zona praticamente isolata dal gioco. Punizione per il Castellammare che ha l'opportunità di salire. Lusso continua Terranova, la prende Erbini, l'attacco di Guaiana con fallo. A questo punto Erbini si va ad arrabbiare con Terranova. Guaiana rischia sempre di più il giallo. Sciacca va con la punizione. Aldo Genco, Triolo, Aldo Genco, Fricano guarda sempre il lato mancino. Sta preparando Oliveri del Castellammare all'ingresso in campo. Sarà il quarto cambio per Cardinale. Di Mercurio prima di Guaiana che poi la riprende contro Fricano il duello. Ancora Guaiana, evita Fricano, ancora Guaiana, evita anche Di Mercurio, poi Fricano lo mette giù. E c'è l'imboccata di Pizzolato per la passata. Timuso si perde. È finita allo Monaco di Palermo, la Parmoval ha battuto il San Vitolo Capo 1-0 grazie al gol di Passero alla seconda presenza con la maglia dei palermitani. Dunque Parmoval che sale a 23 punti, cross in mezzo, la prende Di Paola. In questo momento il Castellammare si trova sempre agganciato alla Parmoval, ma con la differenza che la partita del Matranga ancora deve finire, mancano meno di 2 minuti più recupero e lo Sciacca vorrebbe quantomeno pareggiare, e questo è l'obiettivo più realistico, anche se in caso di sconfitta lo Sciacca non andrebbe granché a suo sfavore, dato che la squadra di Galfano è a 32 punti al terzo posto, il Piana è quarto a 27. Punizione Matte Fricano, Di Mercurio stava pensando al tiro, si avvicina un po' di più ancora Di Mercurio, entra in aria, Di Mercurio lo ferma, Milana in rimessa laterale. La battuta, pallone allontanato, Guaiana, retro passaggio con l'avanzata di Piazza e da solo però il recupero di Giacomo Fricano. Insiste il giocatore della Sciacca, Caternicchia, Erbini segue l'azione, Caternicchia, Cagliozzo fuori. Cinque minuti di recupero con la rimessa a favore dello Sciacca, che adesso andrà ad attaccare. Giallo indirizzato verso la panchina dello Sciacca, la battuta di Caternicchia, sponda di testa di Mistretta Di Paola.
Di Mercurio a terra Guaiana, la stava andando a riprendere Pizzolato con una strada grandissima davanti a sé. Ricciulli risponde Caronia. Yamé. Milana. Corre Di Mercurio dalla difesa verso l'attacco, ma incontra Caiozzo. Guaiana quasi a voler calciare al volo da lì, ma deve proteggere il pallone. Fallo di Yamé, punizione. Anche Yamé ha rischiato più volte il giallo. Il calcio di punizione conquistato dal Castellammare. Castellammare che si aiuta dalla panchina verso chi sta ancora giocando, sia Adamo che Amato, a dare indicazioni ai compagni grazie alla loro esperienza. Punizione per il Castellammare, ma sono soltanto in due lì a voler attaccare con il passaggio di Musso per Guaiana, rimesso dal fondo. Ci sono le possibilità per conservare quel pallone. E allora Keba, Yamé, tutti su. Ne mancano meno di 3 per fare l'eventuale 1-1. Con la testa per lo Sciacca e alla finale di Coppa. Probabilmente, anzi sicuramente l'ha messo in conto oggi. Sbaglia il passaggio al Dogenko, anche al Castellammare che ha spazio. Va avanti con il passaggio di Terranova, non si capisce con Guaiana, stanchissimo, con le mani sulle ginocchia. Keba, Di Mercurio, dice i suoi di salire. Tant'è che c'è Yamé in attacco, lancio lungo e proprio verso di lui il pallone. Attenzione al colpo in porta da parte di Mistretta, salvataggio importantissimo di Di Paola, che si fa sentire concretamente al 94esimo dopo una partita di prese alte, di palloni non concretizzati dallo Sciacca e rimessa laterale. Che occasione per Domenico Mistretta, vicinissimo a fare 1-1, calcio d'angolo. La battuta è salito anche Keba, la gestisce lui, prova la rovesciata. Il portiere dello Sciacca, Mistretta, resta su Keba. Nuovo cross di testa lontana Milana. Pallone per Keba. Il tiro di Keba sul fondo. E c'è anche il triplice fischio ufficiale, l'1-0 del Castellammare contro l'Unitas Sciacca. Il gol di sacrificio di Adamo al 49esimo, di sacrificio perché poi è uscito per infortunio. Castellammare che poi è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Frisella al 69esimo. Una vittoria preziosissima per stare al passo di chi sogna la zona playoff. Anche della Farmanvale che ha vinto nell'altro anticipo di oggi con lo stesso risultato, l'1-0 contro il San Vitolo Capo. L'Unitas Sciacca non ha avuto grandissime chance per riprendere questa partita. L'ha avuta sì con Mistretta al termine, c'è stato anche il palo di Ricciulli nel primo tempo con l'ex Don Carlo Misimeri che voleva crossare, il pallone è sbattuto sul palo, ma oltre queste due chance non c'è stato granché. La testa, lo ripetiamo, è alla finale della Coppa Italia di eccellenza siciliana, in programma mercoledì la prossima settimana al Falcone Borsellino di Paterno a sfidare l'Avola per accedere alla fase nazionale. Nel prossimo weekend invece lo Sciacca giocherà contro il San Giorgio Piana, mentre il Castellammare avrà la trasferta di Lascari. Tutti in campo, chi a festeggiare, chi a essere meno felice. Una vittoria importante per la squadra di Cardinale, un ritorno importante al successo per riprendersi da una striscia positiva dell'ultimo periodo che è stata
pardon, negativa ovviamente. I tifosi dello Sciacca ringraziano comunque i propri ragazzi, mentre il Castellammare si prepara alla corsa sotto la curva. Festeggia dall'altro lato il Castellammare. Non molla lo Sciacca, che si farà sentire sicuramente da qui verso la fine della stagione. E adesso il Castellammare ha tutta la scena per sé, per gioire sotto la tribuna del Giorgio Matranga, che come al solito si riempie per questa squadra che nell'ultimo anno e mezzo ha dato grosse soddisfazioni ai propri tifosi. È tutto da Castellammare del Golfo, grazie dell'attenzione, alla prossima, ciao da Salvo Geraci.